L'onorevole Carmelo Pace, capogruppo della DC all'Assemblea regionale siciliana, ha presentato un'interrogazione parlamentare al Presidente della Regione Schifani, all'assessore all'energia, in merito alla diga Castello per mettere in campo le iniziative necessarie affinché la provvista d'acqua da mettere a disposizione dell'autorità di bacino si attesti a 3 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua invece dei 2 milioni e mezzo già autorizzati. Occorre fornire un reale e concreto aiuto agli agricoltori per i quali, a causa del periodo prolungato di siccità, si prospettino la perdita degli attuali impianti frutticoli e lunghi anni di lavoro e investimenti per il ripristino fino a nuova produzione. Scrive l'onorevole Pace, bisogna ricordare che la stima del fabbisogno irriguo utile a garantire in questa fase emergenziale la salvaguardia dei frutteti, agrumeti e pescheti, in particolare è di 3,5 milioni di metri cubi d'acqua. Continua l'onorevole Pace, durante il tavolo tecnico istituzionale al quale hanno preso parte i sindaci dei comuni interessati all'erogazione derivante dalla diga Castello, l'assessore regionale per le acque e i rifiuti e i rappresentanti del comparto agricolo è stato evidenziato che la posta d'acqua necessaria al fabbisogno irriguo messa a disposizione non è bastevole affinché gli impianti frutticoli e le coltivazioni possano avere una chance di sopravvivenza sino a quando saranno migliorate le condizioni infrastrutturali e climatiche. Più volte durante le sedute d'aula nella quale si è discusso, continua l'interrogazione del parlamentare della DC Pace, ho manifestato preoccupazioni e allo stesso tempo proposto soluzioni al reperimento di risorse idriche, facendomi promotore dell'approvazione di una risoluzione presso la Commissione parlamentare attività produttive affinché potessero essere date risposte a breve termine nell'attesa di una programmazione infrastrutturale più a lungo raggio che garantiscono all'agricoltura siciliana la necessaria provvista di acqua in caso di eventi siccitosi come quello che stiamo attualmente attraversando.